La seduta è aperta. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate all'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Bene colleghi, l'assessore è in aula. Iniziamo subito lo svolgimento della rubrica interpellanza e interrogazione sulla tematica energia e servizi di pubblica utilità. Iniziamo subito con l'interrogazione numero 436, chiarimenti in merito all'area dei fanghi di Vulcano, a prima firma Schillaci ed altri. Prego Assessore, a lei la parola. La risposta presente è abbastanza articolata e leggo per poi consegnarla anche agli atti della segreteria generale. Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono taluni chiarimenti in merito all'area dei fanghi dei vulcani. In particolare, quali azioni si intendono porre in essere al fine di poter restituire alla comunità, quella che rappresenta un'attrazione turistica, del perché l'assessore energia abbia omesso di effettuare necessarie verifiche e non abbia esercitato la necessaria vigilanza sull'andamento generale dell'attività mineraria effettuando necessarie ispezioni, del perché l'assessorato abbia ritenuto di archivare il procedimento di decadenza della concessione accordata alla geotermia nonostante le risultanze delle analisi effettuate dall'Università di Messina, se si intende adottare un provvedimento di decadenza della concessione e porre in essere le necessarie azioni al fine di venire a un diverso affidamento dell'area. Al riguardo, convocati gli uffici, emerge quanto segue. Con decreto del regionale 934 del 21/6/2004, ai sensi per gli effetti dell'articolo 23 della legge regionale 54 e 56, è stata accordata alla geotermia Vulcano SRL la concessione mineraria convenzionalmente denominata Pandora per lo sfruttamento trentennale a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella CURSS del giacimento di acque termali per il tramite di un pozzo denominato convenzionalmente istmo, da cui emerge la portata accordata di 0,62 litri secondo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del suddetto decreto 934/2004, mi metto più vicino, il distretto minerario competente, sente bene ora? Il distretto minerario competente per territorio è stato incaricato di attivare le procedure per la consegna alla società concessionaria Geotermia Vulcano della miniera e delle pertinenze della cessata concessione mineraria denominata convenzionalmente Vulcano Castelgiovanni, già accordato con decreto assessoriale numero 14 del 57 alla ditta individuale Castelgiovanni a Tiro per lo sfruttamento di elementi di mineralizzatori localmente chiamate fumarole che termalizzano l'acqua marina adiacente alla spiaggia del cosiddetto Porto di Levante dell'isola di Vulcano del comune di Lipari, Messina. Con verbale di consegna e accertamento delle pertinenze del 30 luglio 2007, il generale capo del distretto minerario di Catania, unitamente a funzionari del medesimo ufficio e rappresentanti della società Geotermia Vulcano SRL, procedevano alla consegna delle pertinenze della cessata concessione mineraria citata alla concessione Geotermia Vulcano SRL come elenco allegato al verbale di consegna che qui sinteticamente si riporta. Primo, una vasca altrimenti detta fossa, ricadente nelle particelle 108-162 del foglio di mappa numero 3, sezione Vulcano, con parete naturale profonda 30 cm, contenente di fango sulfurio mineralizzato usato dai turisti per impalcatura come da tradizione. 2. Rudere di piscina ricadente nella particella numero 10 del medesimo foglio di mappa numero 3. 3. Scogliera artificiale costituita da grossi massi naturali posti in prossimità del lato nord della piscina ricadente nella particella numero 282 del foglio di mappa numero 3 sezione Vulcano. 4. Serie di stufe naturali fumarole ricadente nella particella 162 del foglio di mappa numero 3 sezione Vulcano. Quinto, fumarola ricadente nella particella numero 5 del foglio di mappa numero 2 sezione Vulcano adibita a prelievo di fanghi. Basamento dell'impianto di un precedente sondaggio eseguito in epoca antecedente al periodo di vigenza della cessata concessione Vulcano Castelgiovanni. Serie di canali in cemento in passato utilizzati per la captazione dei gas mineralizzanti. Stufa in terra demolita dall'azione erosiva delle prospicienti acque marine. Gli elementi sopraelencati
avendo carattere e finalità minerarie, sono state annesse alle pertinenze alla vigente concessione Pandora. Essendo stata quindi consegnata come pertinenza alla società concessionaria Geoterme Vulcano SRL, la vasca risulta anch'essa affidata in concessione e non può essere pertanto diversamente oggi riaffidata, in quanto tornerà in possesso dell'assessorato alla scadenza della concessione in argomento. Il resto delle pertinenze della cessata concessione Vulcano Castelgiovanni, quelle indicate sopra, non costituenti elementi utili né potenzialmente utilizzabili nelle attività connesse alla vigente concessione Pandora, non sono state annesse tra le pertinenze di quest'ultimo. Successivamente, nel 2018, con protocollo 38708 del 17 ottobre, il Dipartimento di Energia aveva avviato, senza e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 241 del 90, il procedimento di decadenza ex articolo 48,1 della legge 54 del 56 della concessione in argomento, in quanto società concessionaria. Non avrebbe dato esecuzione al programma del lavoro proposto, avrebbe utilizzato una risorsa mineraria fossa di fango sulfureo in assenza di un provvedimento specifico di concessione, avrebbe svolto l'attività di commercializzazione dei prodotti cosmetici contenenti fango sulfureo in assenza dell'avviamento della condizione dello stabilimento termale. Il riscontro della sopra menzionata nota dipartimentale 38708 del 2018, Geoterme Vulcano SRL, come previsto dalla legge 1091, con lettera del 2710, assunta al protocollo dipartimentale in data 29 ottobre 2018 al numero 40057, ha presentato le proprie osservazioni, precisando: primo, di non aver potuto dare seguito a quanto indicato nel programma dei lavori della concessione in argomento, causa il nuovo regime vincolistico dell'isola di voler realizzare lo stabilimento terminale con una tipologia costruttiva relativamente alle opere previste in elevazione di tipo precario e prefabbricato che consenta una procedura autorizzativa ordinaria, riservando di produrre entro 15 giorni un nuovo progetto definitivo e rimodulato in tal senso, che la fossa di fango sulfureo è stata realizzata fino agli anni 50 e alimentata da una mescolanza di acqua marina e acqua meteorica che a contatto con le fumarole si termalizza e gli avventori si immergono nella pozza a scopo ludico ed esperienziale per poi andare a fare il bagno a mare. Terzo, che con riferimento alla commercializzazione dei prodotti cosmetici si attiverà al fine di inserire la giusta tipologia di attività necessaria allo sfruttamento della concessione. Con lettera del dicembre del 2018, indicata agli atti di questo Dipartimento in data 12/12/2018, Geoterme ha presentato il progetto di recupero della piscina ex concessione Vulcano Castelgiovanni con sfruttamento delle risorse termominerarie, precisando di aver trasmesso al Comune di Luperi e alla Soprintendenza dei Beni Culturali istanza di permesso di costruire. Successivamente, con lettera del 24 gennaio 2019, ha presentato ulteriore documentazione. Questo Dipartimento di Energia, con nota del 47-29-0 del 18 dicembre 2018, ha chiesto al Servizio 6 del Distretto Minerario di Catania di comunicare gli esiti dell'attività istruttoria sul progetto sopra menzionato per le opportune e conseguenziali determinazioni riguardo al proseguo della concessione. Il servizio del Distretto Minerario di Catania, con protocollo 17513 del 2019, dell'aprile 2019, ha rappresentato di aver chiesto con nota 9415 del 27 febbraio 2019 documentazione alternativa a corredo del progetto presentato e che Geoterme Vulcano ha relazionato nonché trasmesso parziale documentazione riservando di inviare ulteriore integrazione. Il servizio 6 del Distretto Minerario di Catania, con protocollo 28 dicembre 57 del settembre del 2019 e 29, numero 99-678 dell'11 luglio 2019, ha trasmesso i rapporti sulle visite esperite da funzionari del distretto minerario di Caltanissetta nell'area della concessione in parola, all'esito del quale è emerso quanto segue: la mancanza del contatore del pozzo istmo utile a determinare il volume di acqua emanata, la cui installazione è una condizione dettata dall'articolo 3, lettera C del decreto concessione. La presenza di un rubinetto posizionato all'esterno della recinzione collegato alla tubazione principale tramite un tubo di polietilene lungo circa 1 metro che di fatto rappresenta una deviazione della condotta principale. La vasca ora viene trattata quale attività marginale, la bentonite di provenienza non locale con l'aggiunta dell'acqua termale ubicata all'interno del router della piscina Castelgiovanni è stata realizzata dalla società ma non autorizzata. La presenza di fumarole con esalazione di vapore, il cui sfruttamento non è compreso dal decreto concessione, ubicata all'interno della piscina Castelgiovanni. La fossa dei fanghi sulfurei, il cui sfruttamento non è compreso nel decreto
della concessione nel documento in cui la società ha circoscritto l'area prossima alla fossa e alle fumarole, creando le condizioni per cui per accedere ai luoghi bisogna necessariamente passare accanto a un chioschetto in legno ubicato all'ingresso principale, dove ai clienti viene fatto pagare il biglietto d'ingresso. Inoltre è stata prodotta dal rappresentante della società copia delle relazioni sugli esami chimico-batteriologici di un campione d'acqua prelevato dalla polla lato sinistro e una da polla dal lato destro della fossa in questione, effettuate in data 14 maggio 2018 e 13 maggio 2019 dalla sezione biotecnologia e medicina dell'azienda Policlinico Universitario Torre Biologica di Messina, della quale risulta che l'acqua in esame può essere qualificata secondo Marotta e Sica tra le acque minerali, termali, sulfure, arsenicate, salso, bromo, iodiche, e che il campione di acqua in esame è conforme alla circolare numero 61 del 9 agosto del 1976. Con email certificata nel 2019 la società concessionaria inoltrava la comunicazione all'inizio del lavoro afferente il progetto per il recupero del rustico in piscina e che si concessiona in Corso Giovanni con sfruttamento della risorsa mineraria corredata dalla documentazione che segue. Richiesta di permesso di costruire inoltrata al comune di Lipari il 23 novembre del 2018, richiesta deroga al protocollo per istruttoria di permesso di costruire, protocollo 4090 del marzo 2019, autorizzazione paesaggistica dei beni culturali 253 del 16 gennaio 2019, autorizzazione che è articolo 19 del decreto legislativo 384 dell'ufficio dogane di Messina, nulla osta dell'ufficio ripartimentale delle foreste di Messina, l'autorizzazione inerente il vincolo ideologico in data 27 febbraio 2019, nulla osta all'istanza di verifica di screening per l'espulsione di procedure di valutazione di incidenza ai sensi degli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2007 inerenti siti di Natura 2000. Questo porta la data del giugno 2019. Parere igienico-sanitario espresso il 12/2/2019, autorizzazione dell'ufficio igiene civile il 12/8/2019, copia della comunicazione di silenzio assenso alle istanze del 4/1/2019 di richiesta di autorizzazione senza articolo 55 del codice della navigazione, con istanza del 7 ottobre 2019, introdotta agli atti di questo Dipartimento al protocollo 41-760 dell'ottobre 2019, la società concessionaria inoltrava istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'effettuazione di una campagna di indagine e campionamento delle acque della fossa dei fanghi sulfurei finalizzata all'accertamento delle caratteristiche termominerali proprie delle risorse termali. Alle istanze di quanto sopra esposto, il Dipartimento ha ritenuto di archiviare il procedimento di decadenza, in quanto non si configura alcuna delle violazioni tassativamente elencate all'articolo 48 della legge 54 del 56. In particolare ha ritenuto che l'azione della società concessionaria è senz'altro orientata alla definitiva realizzazione di tutte quelle opere indispensabili per un esercizio della concessione appropriato all'importanza della natura del giacimento, nonostante le tante vicissitudini che hanno avuto come diretta conseguenza il mancato rispetto dei termini per il completamento delle opere in sé. In primis il rigido e immutabile regime vincolistico cui è soggetta l'area della concessione, che nel corso degli anni ha condizionato l'iniziativa della concessione volta alla realizzazione delle opere previste nel decreto di concessione, in quanto ritenute dagli enti preposti alla tutela dei vincoli imposti con conformi al regime vincolistico vigente. La scelta di nuove più avveniristiche soluzioni edilizie e l'impiego di materiali innovativi come l'abete maschiato, legno, lamellare e il compensato marino hanno di certo contribuito a mitigare l'impatto con il particolare ambiente che circonda l'area della concessione mineraria, al punto che oggi il progetto è del tutto compatibile con il regime dei vincoli insistenti nell'area di concessione. Inoltre non è sufficiente l'evoluzione secondo cui la società concessionaria ha sfruttato una risorsa mineraria, più correttamente un giacimento minerario suscettibile di sfruttamento senza la preventiva e prevista concessione ai sensi dell'articolo 23 della legge 54-56, per il semplice fatto che non si è in presenza di un giacimento minerario. Tale dirimente circostanza emerge dalla conclusione della verificazione disposta dall'ordinanza collegiale istruttoria numero 6 del 91 del TAR, sezione di Catania, nell'ambito del ricorso del 8891 proposta dalla concessionaria contro l'assessorato all'industria, l'ingegnere Ignazio Sanzone, all'epoca dei fatti ingegnere capo del distretto comunale di Catania, al termine dell'approfondito studio sulle manifestazioni geotermiche determinate fumarole,
già oggetto di sfruttamento nell'ambito della sopracitata concessione mineraria denominata Vulcano Castelgiovanni, ha infatti concluso la sua relazione con le considerazioni che seguono. Tra virgolette, nel caso di specie non si può ancora parlare di giacimento nel senso di corpo mineralizzato suscettibile di sfruttamento, ma solo di corpo mineralizzato, ancora a definire con operazioni di prospezione mineraria indiretta e diretta, che non sono mai state eseguite, essendoci limitati solo all'esame delle manifestazioni naturali e a quel che più deve preoccupare con tentativi falliti di captazione. Non si può, continua sempre l'ingegnere Sanzone, ritenere accettabile la tempistica aberrante soluzione di utilizzare tout court le acque della fossa mineralizzata con le formarole, in quanto, come detto, si avrebbe un apporto mineralizzatore incontrollabile nel tempo, contaminato e contaminabile dalle acque di cinta dei percorsi ignoti e quindi in condizioni di assoluta incontrollabilità dalle possibilità di inquinamento. E continua ancora, del corpo mineralizzato si può definire la natura e di tipo idrotermale, con la consistenza non è mai stata fatta, né è possibile avere oggi senza una lunga campagna di ricerca alcune indagini sulla sua consistenza, che presuppone una delimitazione né della potenzialità, ossia della quantità di acque termalizzate che è possibile ottenere. Dalle considerazioni conclusive discende dunque la non classificabilità delle risorse in questione, comunemente denominata fumarolo, come giacimento termale suscettibile di sfruttamento. A luce dei sopraggiunti presupposti di fatti messi alle considerazioni suesposte, alla presunta commercializzazione dei prodotti cosmetici non sembra integrare la violazione e sfruttamento delle risorse minerarie in assenza della preventiva e prevista concessione mineraria, che è l'articolo 23, legge 54 e 56. Conclusivamente deve evidenziare che è in corso un procedimento dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro dell'area, sottraendo di fatto alla proprietà la piena disponibilità. L'indisponibilità che permane anche alla luce del provvedimento di sequestro temporaneo dell'area emesso dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzucotto in data 19 febbraio 2024, finalizzato esclusivamente agli interventi di demolizione delle opere abusive. Pertanto non si ritiene di poter autorizzare la ricerca per individuare questo potenziale giacimento minerario fin tanto che non si definisca il procedimento. A luce degli ultimi accadimenti si è proceduto a richiedere al Dipartimento di Energia di valutare l'opportunità di avere la procedura sottesa alla decadenza della concessione, che è l'articolo 14, legge regionale 54-56 del 56. Grazie Assessore Di Mauro. Assessore, prima di dare la parola all'onorevole Schillaci, poi una cortesia se è possibile, perché siccome sono un bel po' le interrogazioni e le interpellanze, magari fare sempre una sintesi. Capisco che questa era molto, cioè bisognava esplicitarla tutta, però dico perché altrimenti non... Prego onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Premetto che dai banchi è arrivato poco, probabilmente i microfoni non sono, non lo so, non sono forse ben calibrati. Tuttavia quindi chiederò all'assessore di fare avere copia della risposta, però tuttavia io mi devo dichiarare insoddisfatta, Presidente, perché questa è una vicenda molto complessa che ha preso, ha visto la luce a partire dal luglio del 2023 e ci sono ben volute 2 interrogazioni, una a luglio appunto del 2023 e una a febbraio del 2024, quindi a distanza di anni. Stiamo avendo appunto una risposta dal Dipartimento che non riteniamo soddisfacente, soprattutto perché, essendo una situazione molto complessa, quella della Pozza dei Fanghi, dove c'è stato anche un sequestro da parte del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, noi avevamo chiesto al Dipartimento, quindi all'assessorato, avevamo fatto delle richieste ben specifiche che io oggi non ritrovo, almeno da quello che ho capito, nella delucidazione del Dipartimento. In particolare noi ci chiediamo come mai per ben 14 anni di questa concessione, pur essendo arrivate una serie di segnalazioni da parte di cittadini e di turisti che erano privati della possibilità di accedere alla Pozza di Fanghi, che tutti quanti ricorderanno essere un bene comune,
insistente sul demanio, e che è una grande attrazione per l'isola di Vulcano, ma non solo, per l'intero arcipelago, e quindi è un vero e proprio volano economico per quella, per quella realtà turistica. Ebbene, noi ci chiediamo come mai per ben 14 anni il Dipartimento non abbia fatto delle verifiche, non abbia fatto verifiche e sopralluoghi neanche il distretto 6 dell'ente milenario, e da questo tipo di risposta all'interrogazione non mi risulta che io abbia oggi queste risposte. Quindi io le chiedo, Assessore, di fare delle verifiche opportune su questi tipi di uffici, perché non mi pare che abbiano lavorato bene. Per cui inoltre l'intento mio e del mio gruppo non è quello di segnalare delle violazioni, che ci sono state, tant'è che abbiamo delle condanne da parte del Tribunale per abuso d'ufficio e per violazioni varie sulla concorrenza e su tant'altro, ma la cosa che a noi preme è restituire, riaprire la Pozza dei Fanghi al bene pubblico. È un bene pubblico, quindi noi l'intento era quella di risolvere le criticità. Quindi io mi riservo di presentare ulteriori chiarimenti, e quindi speriamo che le risposte che io ho chiesto siano nella sua lunga relazione. Grazie. Grazie onorevole Schillaci, che si dichiara non soddisfatta. Andiamo all'interpellanza numero 44, intendimenti in merito al rispetto delle procedure per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, in applicazione della normativa vigente in materia. A prima firma Venezia ed altri. Il numero è, scusi, non... L'interpellanza numero 44. Interpellanza. Sì, interpellanza. A prima firma dell'onorevole Venezia ed altri. Prego, Assessore. Grazie Presidente. L'interrogazione è abbastanza articolata, ma che possiamo racchiudere in 3 punti, che poi sono le domande che il gruppo del PD, il primo firmatario, l'onorevole Venezia, ha fatto, e cioè procedere alla verifica del fabbisogno impiantistico per ogni fase di gestione e sulla conseguente determinazione delle necessità minime impiantistiche, ed è una domanda che è stata fatta correttamente dall'onorevole Venezia nel luglio del 2023. Noi abbiamo cercato per la prima volta come Regione di dare una risposta complessiva attraverso uno strumento che è il cosiddetto piano dei rifiuti, attraverso il quale abbiamo indicato non solo le discariche di rifiuti solidi urbani che ritenevamo necessari insistere nella loro realtà, alcune pubbliche, altre private, perché del resto, a nostro parere, non solo non potevamo fare diversamente, ma in una condizione in cui è in itinere un percorso importante, che è quello che vedeva la finalizzazione attraverso la individuazione di siti, come è stato fatto peraltro, di piattaforme integrate che potessero consentire un trattamento del rifiuto in maniera più particolare, per poi sfociare nel cosiddetto CSS/C, cioè combustibile solido secondario, finalizzato poi ai termovalorizzatori. Abbiamo immaginato di realizzare queste infrastrutture in 4 realtà, che sono le realtà di Trapani, la realtà della provincia di Agrigento, quella di Ragusa e infine quella dell'SRR di Siracusa. Immaginiamo altresì di proseguire questo percorso attraverso l'individuazione di 2 piattaforme integrate nel territorio di Catania e nel territorio di Messina. Ricordo a me stesso le difficoltà operative che ci sono proprio nella Sicilia orientale, laddove, tolto la provincia di Enna, che c'è una discarica e c'è anche un DMB, abbiamo una serie di difficoltà che sono legate praticamente allo smaltimento dei rifiuti. L'unica realtà presente è un impianto di TMB a Lentini, e sappiamo tutte le difficoltà che ci sono state recentemente. Quindi la risposta noi l'abbiamo data con uno strumento regolatorio che è il cosiddetto piano rifiuti.
La seconda domanda che poneva l'onorevole Venezia è garantire che siano le SRR a proprietà della realizzazione e alla gestione degli impianti. Nulla osta su questo, però voglio precisare che la realizzazione, noi abbiamo previsto questi strumenti, come dicevo poco fa, dopodiché c'è un commissario che è stato nominato, il quale procederà secondo, ecco, le attività che riterrà necessario mettere in campo, perché secondo la direttiva, secondo il decreto che è stato firmato, o meglio ancora la legge che è stata approvata in favore della Sicilia, che è stata equiparata a Roma Capitale, il commissario decide l'attività che deve essere fatta. Nulla osta, a mio parere, per quanto riguarda l'azione dell'SR che è già stata compiuta, tant'è che sono stati previsti le indicazioni che hanno dato l'SRR di Trapani, di Agrigento, di Siracusa e di Ragusa, che erano le zone più svantaggiate proprio in ordine al trattamento dei rifiuti. Un'obiezione la dobbiamo fare in ordine alla gestione, perché certamente sfugge all'attenzione dei colleghi il decreto legislativo 201 che fa una netta distinzione tra quella che è l'infrastruttura e quella che è la gestione, cioè non ci può essere una commistione tra infrastruttura pubblica e gestione. Questo lo dice il decreto legislativo 201 all'articolo 6, che proprio tiene a ribadire, e nel frattempo all'ultimo comma, credo che sia l'articolo, il comma 8, ribadisce invece la possibilità di poter continuare a svolgere la gestione anche l'SRR qualora si adeguano ai commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 201 del 2022. Infine, in relazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, ricorre alle procedure di evidenza pubblica nel rispetto dell'articolo 202, comma 5 del 152 del 2006. Non c'è nessun problema, non si può procedere diversamente. L'SRR è una struttura pubblica, se la gestione sarà fatta all'SRR o sarà fatta alla Regione, comunque il percorso non può che essere quello di gestione, di affidamento con bando di evidenza pubblica. Stessa cosa è la domanda che pone praticamente l'interrogante al punto D, il riferimento all'affidamento delle fasi di gestione dei rifiuti, operare con gare di affidamento dei servizi. Questo viene fatto certamente per la raccolta, viene fatto naturalmente per la collocazione del rifiuto o nell'impianto di compostaggio o nella discarica oppure nei trattamenti del secco. Tutto viene fatto secondo procedure ovviamente di gara. Grazie Assessore. Onorevole Venezia. Prego. Parzialmente soddisfatto. Grazie onorevole Venezia. Andiamo all'interpellanza numero 47. A prima firma Venezia ed altri, intendimenti in merito alla realizzazione delle misure previste nei piani di prevenzione e di promozione per la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità. Prego Assessore. È una interrogazione, è un'interpellanza. Io ricordo un po' i punti. Per conoscere se il Governo, al fine di non far perdere ai comuni finanziamenti ottenuti nell'ambito dell'avviso di cui sopra e di permettere altresì agli stessi l'effettiva realizzazione di progetti relativi agli impianti di compostaggio, ovvero alla diffusione di pratiche di compostaggio domestico di comunità utile al corretto trattamento della frazione organica in attuazione dell'economia circolare, intenda porre in essere in salvaguardia i progetti presentati, dando ulteriori risorse necessarie nell'ambito del Fondo Europeo Sviluppo e Coesione. Lei sa, onorevole Venezia, che tutto questo percorso doveva essere concluso entro il 31 dicembre 2023. Quegli impianti che non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2023 potevamo noi fasizzarli e inserirli praticamente nella prospettazione e recuperarli con i fondi POC e non con i fondi FERS. Quindi quello che doveva essere fatto è stato fatto a tappeto per tutti gli interventi. In più, nella nostra programmazione dei fondi FERS abbiamo individuato una somma di 17.823.814 che sarà di prossima pubblicazione, auspichiamo, riteniamo, entro il mese di febbraio. Grazie Assessore.
Onorevole Venezia, a lei la parola. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore dell'Energia. Il ciclo di programmazione 14-20, come diceva lei, si è chiuso il 31 dicembre del 2023 e alcuni avvisi pubblici che sono stati emanati dal Dipartimento Acqua e Rifiuti hanno avuto tutta una serie di vicissitudini relativi alla formazione delle graduatorie, all'impegno giuridicamente vincolante attraverso i decreti. E questi rallentamenti, ricordo per esempio che il bando per il compostaggio di comunità per avere l'esecutività ha dovuto attendere 2 anni e mezzo fra ricorsi, lentezze burocratiche, impegni di spesa. E tutto questo ha portato ad una serie di ritardi anche che a cascata hanno dovuto subire i comuni, i quali in alcuni casi sono riusciti ad effettuare la gara, sono riusciti a portare avanti gran parte dei progetti, solo che in alcuni casi ci risulta che alcuni comuni non hanno potuto completare hanno completato per meglio dire, ma non sono riusciti a rendicontare una parte del finanziamento entro il 31 dicembre. Nel complesso, dalle rilevazioni che noi abbiamo effettuato, si tratta di 7-8 comuni per un importo complessivo che non supera i 3 milioni di euro. Ora, Assessore, lei sa che questi comuni che si sono impegnati, nonostante i ritardi, a spendere le risorse, rischiano di avere delle criticità finanziarie notevoli se la Regione non interviene per l'ultima parte di rendicontazione. Per cui riteniamo che sia opportuno non lasciare sulle spalle dei comuni questa ultima tranche di rendicontazione e trovare una formula attraverso fondi extraregionali dedicati a questa tipologia di interventi per recuperare questi progetti e non consentire ai comuni di andare in una condizione di sofferenza e di criticità finanziaria, se non condannarli al dissesto, perché molto spesso si tratta di piccoli comuni che hanno cercato di adempiere a quanto previsto dal bando per realizzare compostaggi di comunità nei propri territori. Quindi, Assessore Di Mauro, noi chiediamo un impegno serio da parte del Governo per consentire a questi 7-8 comuni di non andare in dissesto nel tentativo di realizzare un impianto importante finanziato attraverso i fondi regionali. Non parliamo, ripeto, di cifre irraggiungibili, parliamo nel complesso di circa 3 milioni di euro e quindi credo che l'assessorato può trovare il modo di farsi carico sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo tecnico per venire incontro a queste esigenze non dovute ovviamente alle volontà delle amministrazioni civiche. Per queste ragioni noi ci riteniamo parzialmente soddisfatti e rinnoviamo l'invito all'assessore Di Mauro ad affrontare questa fattispecie di casistica e di risolverla positivamente. Grazie. Grazie. Onorevole Venezia. Assessore, magari anche nella prossima, così almeno andiamo avanti nel frattempo con le interrogazioni e interpellanze. Andiamo all'interrogazione 478 a prima firma di Paola che trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione numero 496 a prima firma dell'onorevole Gennuso, anche questa la trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione 532, notizie in merito all'avviso pubblico rivolto ai comuni per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale numero 14 del 2000 a prima firma Venezia. Prego, Assessore. Abbiamo detto numero, Presidente? 532. Sì, potrei leggere tutta la risposta. Comunque, andando in sintesi, noi avevamo firmato nel dicembre del 2024 i relativi decreti regolarmente vistati dalla Ragioneria
dei singoli comuni che hanno completato l'iter tecnico amministrativo. Mi riferisco ai comuni di Agira, per esempio, ci sono anche altri comuni come Cesarò, diversi comuni abbiamo firmato i decreti. Nel gennaio del 2025, a seguito della richiesta della Regione Centrale, pervenuta con protocollo 1776 del 17 gennaio 2025, si è dovuto procedere all'annullamento dei citati decreti, in quanto il capitolo 653904 non poteva essere direttamente utilizzato per imputazione di spesa, essendo qualificato quale fondo. A seguito dell'interlocuzione con la Regione Centrale, è stato assicurato che entro questo mese di febbraio sarà istituito un capitolo apposito a seguito della richiesta da parte del Dipartimento della Ragioneria e sarà operata la variazione permutativa che consentirà l'emissione dei decreti ai singoli comuni. Ricordo anche all'onorevole Venezia che nell'ultima legge noi abbiamo inserito una manovra di carattere tecnico che riguardava anche questo tipo di situazione. Quindi noi contiamo entro il mese di febbraio di fare i decreti e inviarli ai comuni competenti. Anche questa interrogazione, per favore. Grazie Assessore. Grazie. Onorevole Venezia. Soddisfatto. Grazie onorevole Venezia. Andiamo all'interrogazione numero 539, notizie circa il potenziale rischio sanitario ed ambientale dovuto all'abbandono sul territorio di competenza del Comune della città metropolitana di Catania, a prima firma Lombardo, e io direi di trasformare le scritte questa Assessore, grazie. Andiamo all'interrogazione numero 564, iniziative urgenti per il recupero e la valorizzazione dell'ex miniera di zolfo di Gessolungo, a prima firma Lavardera. Prego Assessore. La risposta è molto breve, nel senso che questo sito non è in gestione nostra, sarebbe il sito minerario Gessolungo, che è un servizio 26 del Parco Archeologico di Gela, ed è, tra l'altro, il direttore è stato nominato anche custode giudiziario. Voglio dire questo, che l'interrogazione della valorizzazione dell'ex minerario zolfo Gessolungo è competenza dell'assessorato ai beni culturali. Questo lo deve trasformare in... Grazie Assessore, quindi verrà trattata poi la rubrica beni culturali. Andiamo alla interpellanza numero 70, chiarimenti sulle misure per la rimozione dell'amianto, a prima firma Safina. Prego Assessore. Nell'ultimo bando, diciamo che l'argomento è un argomento molto di pertinenza alla protezione civile, che ci ha dato alcune risposte. Io posso assicurare che sono rimasti dal vecchio bando, perché li utilizzati, onorevole Safina, la somma di dunque, per quanto riguarda dalla chiusura dell'operazione di rendicontazione finale dell'avviso decreto direttore generale 68 e 6922 sono determinate economie per un totale di 1.375, per cui si è ritenuto opportuno dare indicazione al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di procedere alla pubblicazione del nuovo bando. Il contributo regionale sarà concesso per l'anno 2025 a fondo perduto, gestito da un avviso pubblico che riguarda la rimozione dello smaltimento dei manufatti e materiali contenenti amianto nei cicli abitativi. Il finanziamento fa parte del programma operativo POC complementare 1420 azione 2.4.4. È stato pertanto elaborato un nuovo schema di bando aggiornato affinché si possa procedere alla definizione del progetto dei fabbisogni. È trasmesso all'ARET per la conseguente predisposizione della piattaforma per la gestione dell'avviso in oggetto, rappresentando che presumibilmente la pubblicazione dovrà avvenire entro il primo trimestre 2025. L'interlocuzione con ARET è continua e prosegue giornalmente al fine di realizzare in tempo breve la pubblicazione dell'avviso. Così, il primo che diciamo, è un ordine di priorità, non c'è un criterio discrezionale, chi arriva prima e quindi per questo abbiamo dovuto, se si fa una copia così gliela dà l'onore.
Prego, onorevole Safina, a lei la parola. Grazie Presidente, io mi dichiaro soddisfatto della volontà del Governo di procedere all'emanazione di un nuovo bando. Mi permetto solo di suggerire, Assessore, poiché uno dei temi che abbiamo riscontrato è che ovviamente il numero dei siti da bonificare attualmente mappato è sicuramente inferiore a quello reale, proprio perché mancano questi progetti. E questi progetti mancano perché molti comuni non si sono dotati di alcun piano. Al 2023 erano 100... Esatto. Quindi io penso che innanzitutto sarebbe necessario implementare il fondo, perché penso che 1,3 milioni sia sufficiente, ma comunque utilizzare le economie è già una cosa assolutamente condivisibile, ma penso che bisognerà dare priorità a chi ovviamente quel piano non lo deve aggiornare, ma lo deve fare ex novo, lo deve ancora realizzare, perché altrimenti rimarremo con tutta una serie di aree non mappate e non riusciremo in alcun modo a risolvere compiutamente il problema, che è un problema che attiene non soltanto al recupero dei siti, ma anche alla tutela della salute dei cittadini. Quindi mi permetto di indicare un criterio che il bando dovrebbe seguire, che è quello di partire dai comuni che ovviamente non hanno alcuna mappatura del territorio. Grazie onorevole Safina, che si dichiara soddisfatto. Andiamo all'interpellanza numero 72 a prima firma di Paola, che per accordo tra le parti, Assessore, la trasformiamo anche questa in scritta. Andiamo alla interpellanza numero 75, misure idonee a fronteggiare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle strade urbane ed extraurbane, a prima firma a firma dell'onorevole Carta. Anche questa la trasformiamo in scritta per accordo tra le parti. Andiamo all'interpellanza numero 80, intendimenti del Governo regionale in merito alla rideterminazione della quota capitale prelevata dalla tariffa destinata all'attuazione degli interventi infrastrutturali del servizio idrico integrato del Lati di Enna, a prima firma Venezia. Prego, Assessore. Presidente, il tema che viene sottoposto all'interrogazione è un tema molto importante, per il quale già c'erano stati dei confronti con alcuni colleghi per Trapani. A proposito, come voi sapete, è stato nominato per Trapani il commissariamento da parte di Invitalia, e comincia ad esserci un confronto proprio perché ovviamente sia Trapani e Enna sono realtà che hanno bisogno di un sostegno proprio finalizzato a cercare di recuperare una serie di iniziative che possono consentire la riduzione dei costi. L'onorevole Venezia propone addirittura una riduzione dell'onere che è a carico del gestore, quindi dei cittadini, parliamoci chiaro, poi significa questo, dal 31% a una cifra di circa l'1, qualche cosa. Ovviamente questo è un auspicio che l'onorevole Venezia indica proprio nel tentativo di venire incontro ai cittadini che stanno pagando un costo eccessivo. Vero è che la ristrutturazione di tutta l'impiantistica è stata fatta, ma è anche vero che c'è un costo abbastanza eccessivo su quello che è il costo reale per i cittadini. È una norma di carattere europea che è stata recepita dal Parlamento nazionale, anche in fondo dalla direttiva europea, e l'ultima legislazione, quella del 2022, è molto chiara, molto esplicita, tant'è che siamo andati avanti in questo versante. Abbiamo di già aggiudicato Siracusa, su Messina ci sarà nuovamente il bando, su Trapani, ho detto poc'anzi che è intervenuta Invitalia proprio perché non si riusciva a creare una condizione tecnica presso Lati di Trapani per realizzare. È chiaro, onorevole Venezia, che questo non lo può risolvere
immediatamente il Governo. È un'iniziativa che si può sottoporre in sede di finanziaria al Parlamento, indicando una strategia di carattere finanziario perché si possano trovare le risorse e cercare di tamponare più che, io mi permetterei di dire, la riduzione della quota di copartecipazione del soggetto gestore, di immaginare finanziamenti che possano venire incontro ad eventuali ulteriori innalzamenti della tariffa, perché il tema è molto chiaro, bisogna fare in modo di venire incontro ai cittadini. La legislazione è quella che è, solo il Parlamento, a mio parere, su un impulso un po' condiviso, si può trovare un'attività, così come è stata fatta per Caltanissetta, è stata fatta per Agrigento, di finanziare qualche opera che possa evitare di essere, come posso dire, di gravare sui costi dei cittadini. Grazie Assessore. Onorevole Venezia. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Di Mauro. Attraverso questa interrogazione parlamentare noi abbiamo voluto accendere i riflettori sulla questione che riguarda le tariffe idriche nel comprensorio ennese. E lo abbiamo fatto mettendo in evidenza una delle ingiustizie che il nostro territorio ha subito. Nel 2005, quando si calcolò sulla base di alcuni parametri la determinazione della quota capitale prelevata dalla tariffa destinata all'attuazione degli investimenti, per ogni milione di euro che è stato speso per l'ammodernamento della rete idrica, per la sistemazione degli impianti di depurazione, per tutta una serie di interventi di natura infrastrutturale, il 69% è stato posto a carico di finanziamenti pubblici, mentre il 31% è stato posto a carico delle tariffe, e cioè degli utenti e quindi dei cittadini. E tutto questo ha generato, negli anni un aumento delle tariffe, perché laddove occorreva intervenire per ridurre le perdite idriche, per adeguare gli impianti di depurazione e tutto il resto, per ogni iniziativa finanziaria tendente a risolvere queste problematiche, il 31% di queste risorse gravava sulle tariffe. E abbiamo, un quadro che è veramente allarmante. La provincia più povera d'Italia, con un margine demografico negativo, con un impoverimento del tessuto produttivo, con un impoverimento dell'economia, con una diminuzione significativa della popolazione, si trova a pagare la tariffa più alta d'Italia. E alla luce di quanto accaduto con questa vicenda, mentre per esempio a Caltanissetta o ad Agrigento il margine lordo è di meno del 2%. Noi reputiamo che ci sia da questo punto di vista un'ingiustizia che non è stata colmata né attraverso un apposito provvedimento normativo e, non ultimo, durante l'emergenza idrica. Lei sa, Assessore Di Mauro, che le province più coinvolte dall'emergenza idrica in Sicilia sono state Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Il governo Schifani è intervenuto con appositi finanziamenti nell'Agrigentino, anticipando le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, è intervenuto con appositi stanziamenti sulla rete idrica nella provincia di Caltanissetta, nemmeno un euro è stato stanziato per la provincia di Enna, che è la provincia dei laghi, e attraverso l'acqua che dall'Ancipe e dagli altri bacini arriva in molte parti della Sicilia, ma tutto questo non ha generato nessuna attenzione da parte del governo regionale e del governo Schifani. Noi avevamo presentato, insieme anche alla collega Luisa Lantieri,
degli emendamenti nel corso della finanziaria per dare un sostegno per esempio al lato idrico per quanto riguarda gli investimenti sulla rete idrica e quindi diminuire le perdite, per l'abbattimento degli aumenti della tariffa che stanno diventando sempre più insostenibili. Purtroppo ad oggi il Governo non ha fatto nulla per questo territorio e ci auguriamo che queste dimenticanze possano essere presto colmate attraverso anche un provvedimento legislativo che vada in una direzione ben precisa e non un intervento tampone per un singolo anno che per carità è sempre bene che ci sia. In alcuni contesti regionali si parla di tariffa unica regionale perché un metro cubo di gas costa, ha lo stesso costo in un paese di montagna quanto in un paese sulla riva, sulle coste, e un kilowatt di energia elettrica ha lo stesso costo sia che venga utilizzato in una grande città o in un piccolo comune. Perché ci debba essere questa ingiustizia sul calcolo delle tariffe dell'acqua e una zona montana interna e marginale sia costretta a pagare tariffe che sono sempre più inaccessibili per molte famiglie e soprattutto per chi vive una condizione di difficoltà economica. Per cui, Assessore Di Mauro, noi non ci riteniamo soddisfatti da questa risposta alla nostra interrogazione, chiediamo che il Governo intervenga attraverso azioni legislative che vadano nella direzione di eliminare queste ingiustizie che ormai da troppi anni vengono perpetrate ai danni del territorio ennese. Grazie. Grazie onorevole Venezia. Colleghi, noi abbiamo completato le interrogazioni e le interpellanze che erano presenti oggi in aula. Ringrazio ovviamente per la disponibilità l'assessore. Onorevole Lavardera, lei vuole intervenire come ex articolo 83, così poi chiudiamo l'aula e la riconvochiamo a domani. Prego, onorevole Lavardera. Grazie onorevole Presidente, colleghi. Assessore Di Mauro, se mi dà qualche secondo, una cosa che in qualche modo la anche riguarda. Nei giorni scorsi, e tra l'altro è la sua provincia e quindi è interessante sapere un suo parere, abbiamo assistito alla vittoria di Davide contro Golia, perché un piccolo comune che lei conoscerà benissimo, che è Montallegro, è riuscito a vincere, a fare valere i propri diritti dinanzi al TAR rispetto a questa discarica che volevano in qualche modo costruire vicino al centro abitato. Il sindaco per tanti anni si è battuto, la comunità si è battuta affinché in qualche maniera non venisse adeguato quello che era uno scempio. Ricordiamo Montallegro, un paese che purtroppo ha al proprio interno un elevatissimo numero di abitanti con gravi problematiche, patologie e malattie legate anche a quello che è la situazione di questa discarica, che ovviamente ha prodotto purtroppo diversi cittadini con patologie gravi quali tumori. Allora la comunità si è unita, ha cercato di battagliare, ha cercato di fare valere le proprie ragioni contro chi? Non contro un esterno, contro un privato, contro un nemico in termini pratici dei cittadini, ma contro la regione siciliana, che paradossalmente dovrebbe essere la principale salvaguardia dei diritti dei siciliani. Cioè il comune di Montallegro diceva: noi questa discarica non la vogliamo vicino al centro abitato. La regione siciliana si è opposta quando invece doveva dire: avete ragione, cittadini siciliani. Hanno vinto al TAR. Davide contro Golia vince al TAR e Montallegro non avrà la discarica all'interno di quel centro abitato. Cosa succede? Non una parola del governo Schifani, non una parola dell'assessore Di Mauro, non una parola dell'assessore Savarino, tutti quanti deputati eletti nella provincia di Agrigento. Una parola per dire bravi i cittadini di Montallegro, una parola per dire è stata fatta giustizia. Ora questa storia grida vendetta. Io ringrazio anche nei giorni scorsi l'onorevole Sodano, che ha attirato anche questa vicenda, ha fatto un video su questa storia, e ritengo che su questa vicenda avreste dovuto spendere una parola
di, come dire, solidarietà nei confronti dei cittadini di Monteallegro, perché noi dobbiamo tutelare i cittadini delle nostre comunità, dobbiamo tutelare i cittadini siciliani dall'uso anche abusivo di certe discariche che spesso e volentieri dentro quel mondo sappiamo che spesso e volentieri cosa si nasconde. Quindi io, da parlamentare di questa regione, pur non essendo eletto nella provincia di Agrigento, esprimo solidarietà e compiacimento rispetto alla battaglia portata avanti dal sindaco di Monteallegro e mi auguro, caro Assessore, che anche lei possa fare lo stesso, perché non ha vinto il comune di Monteallegro, hanno vinto i cittadini siciliani. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Colleghi, a questo punto riconvoco l'Aula per domani alle ore 15 con la rubrica atti ispettivi istruzione. Quindi la seduta è rinviata, è riconvocata l'Aula domani alle ore 15, la seduta è chiusa.